In Arcella arriverà un nuovo centro di raccolta per i rifiuti. È stato approvato un progetto finanziato dai fondi del PNRR con 775.000 euro. L'investimento complessivo da parte di Acegas APS AMGA è di 900.000 euro ed andrà ad incrementare la raccolta differenziata in città, contribuendo a raggiungere la quota dell'84% entro il 2030 previsto dalla Regione Veneto. Il progetto, presentato dal Comune di Padova e gestito dalla Multiutility, prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta in via del Bigolo, zona di via Plebiscito, dotato di ogni automazione. Per migliorare l'impatto urbanistico e ambientale si prevede l'installazione di barriere arboree e di pannelli solari. Il centro di raccolta sarà costantemente monitorato, inoltre, da un sistema di videosorveglianza in modo da individuare tempestivamente eventuali infrazioni o intrusioni. La fine dei lavori, essendo un progetto inserito nel PNRR, è prevista per metà del 2026.